Stefano Pintus. Ripresa che si consolida, le 8 regioni del Mezzogiorno escono dalla recessione e per il 2016 fanno registrare 101.000 posti di lavoro in più, ma non la Sardegna, che ha perso lo 0,3% di occupati rispetto all'anno precedente, un calo da ricondurre prevalentemente ad edilizia ed agricoltura. Eppure per fine 2017 il rapporto Svimez presentato a Roma prevede per la Sardegna una crescita dello 0,6% del prodotto interno lordo. In proporzione si tratta di meno della metà di quanto cresceranno il Meridione ed anche l'Italia, il cui PIL è dato in aumento dell'1,5%. Il Sud continua a soffrire a causa di squilibri storici, come il tasso di occupazione più basso d'Europa. Un cittadino meridionale su 10 resta in povertà assoluta, oppure rischia di caderci, secondo Svimez. Il reddito medio pro capite di un sardo è appena il 60% di quello di un residente nelle regioni del centro-nord. Il Sud non è più il serbatoio di nascita del paese e soprattutto dalle regioni del Meridione si continua ad emigrare. Dal 2000 ad oggi la Sardegna ha perso oltre l'1% degli abitanti. Malgrado l'arrivo degli immigrati, l'isola fa segnare 5.000 residenti in meno in un solo anno, una tendenza comune a tutte le regioni del Mezzogiorno, da dove nel 2016 complessivamente sono andate via 62.000 persone. Ci ha raggiunto in studio il professor Giovanni Sulis, docente di economia del lavoro, per commentare proprio questi, gli ultimissimi dati appunto del rapporto Svimez. Abbiamo sentito di una timida, leggera ripresa della Sardegna, un po' meglio il mercato del lavoro, forse c'entrano le politiche adottate dal governo nazionale? Beh sì, effettivamente ci sono dei segnali incoraggianti che potrebbero essere anche ascritti alle riforme recenti che sono state portate nel mercato del lavoro a livello nazionale, ma anche a una fase di congiuntura economica che si mostra crescente. È ancora presto per valutare, anche perché alcuni interventi di riforma sono stati accompagnati a degli interventi fiscali, decontribuzione, quindi non abbiamo ancora a disposizione i dati per poter commentare. Quello che rimane da verificare, che auspicherei personalmente, è anche una ripresa in termini di crescita della produttività, senza la quale chiaramente anche l'occupazione creata continuerà a essere occupazione di scarsa qualità e che appunto è segnalata poi anche dagli indicatori di povertà che sono stati richiamati nel servizio. Così come non possiamo non notare che la Sardegna ha ancora problemi strutturali legati all'invecchiamento demografico e che sono trend molto difficilmente invertibili, almeno nel breve periodo. Grazie al professor Giovanni Sulis per averci raggiunto.